Oggi un'interessante iniziativa, 8 marzo, una rete per le donne qui alla Biblioteca La Rocca, organizzato da varie associazioni, tra cui la Consulta Giovanile. Sì, siamo qui alla Biblioteca La Rocca e l'aula è strapiena di alunne delle scuole medie, ma sono molto onorata del fatto che ci sia un'associazione di ricerca scientifico, la Virago, che aprirà i lavori. Oggi è molto importante essere qua, perché in realtà questo evento si chiama l'8 marzo la lunga strada dei diritti, perché è bene parlare e raccontare a che punto siamo in merito alla parità di genere. È bene che vi siano delle professioniste a parlare con i ragazzi, che offrono appunto dei modelli culturali, che siano d'esempio e da faro, perché è vero, da soli 70 anni che abbiamo conquistato il diritto di voti, quindi la strada è veramente in salita, siamo a metà, non è vero che siamo arrivati alla vetta e quindi è importante esserci, riflettere su che cosa vuol dire essere donne, fare squadra, avere gli strumenti anche per affermarsi, perché questa è diventata una società veramente violenta, una società oppressiva e piena di bulli. Io voglio solo ricordare il reato di revenge porn, da poco è entrato in vigore nel nostro ordinamento, che è un reato gravissimo e che alcune volte spinge anche alcune ragazze o alcuni ragazzi ad atti lesionistici, tra cui anche perdere la vita. Quindi è importante oggi parlarne e dare gli strumenti a questi ragazzi per avere più consapevolezza. Ringrazio tutti i relatori che sono associazioni presenti sul territorio per intervenire e appunto con la speranza di poter fare una rete di supporto a tutte loro. Siamo presentissimi in ogni iniziativa che riprenda i diritti e soprattutto nell'educazione dei diritti, perché i diritti vanno non solo presi, ma ci dobbiamo in continuazione educare affinché questi possano protrarsi nel tempo e prendere nuova consapevolezza. Giornata non di poca importanza, quella di oggi dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna. La Consulta Giovanile, quale organo consultivo della Giunta del Consiglio Comunale, si è voluta in prima linea rendere promotrice di questo evento organizzato di concerto con l'amministrazione comunale. Non pochi saranno gli interventi, quali possiamo definire podromici ai fini della comprensione delle importanti tematiche che verranno trattate oggi. Qua è la lunga strada che la donna ha dovuto compiere ai fini proprio dell'emancipazione, per portare all'emancipazione femminile, e la tematica, diciamo, una triste piaga della nostra società, quale infatti la violenza di genere, tematiche che inevitabilmente si intrecciano tra di loro. L'associazione Virago, compartner di questa iniziativa, ecco come mai questa iniziativa che avete deciso di fare? Noi dell'associazione cerchiamo sempre di partecipare a un qualsiasi evento coinvolga la donna, infatti la nostra associazione si batte per la lotta per la parità di genere e per tutti i diritti umani. Cerchiamo sempre di valorizzare la donna e di cercare una parità di genere che coinvolga entrambi i sessi e con l'associazione abbiamo creato anche diversi post nel nostro profilo Instagram dove portiamo avanti queste tematiche come le donne in Iran, tematiche come il diritto all'istruzione, e ogni post è strettamente legato al nostro podcast. Infatti sulla piattaforma Spotify abbiamo un nostro podcast dove postiamo degli audio dove parliamo di queste tematiche creando dei veri e propri dibattiti. Infatti nell'ambito agrigentino abbiamo partecipato diverse volte a diversi eventi portando sempre avanti i nostri ideali e cercando di sensibilizzare e informare qualsiasi persona che non sia abbastanza informata su questa tematica, in modo tale da appunto creare un ambiente sicuro per tutte le donne e per tutti gli uomini che cercano appunto una parità di genere. Sicuramente parlando di 8 marzo riflettiamo sull'emancipazione della donna, ma purtroppo adesso quando parliamo di donne è quasi spontaneo abbinare questa parola a quella della violenza. In questo contesto noi ci troviamo con dei ragazzi che hanno bisogno di essere informati, dobbiamo raggiungerli nelle loro case e il centro antiviolenza non può che rinnovare il suo impegno a fianco alle donne vittime, donne che hanno bisogno di gesti concreti, di pene certe, proprio per essere aiutate in questo percorso di uscita dalla violenza che è sicuramente molto difficile. Sì, abbiamo voluto organizzare un incontro dedicato principalmente agli studenti e alle studentesse per parlare di diritti di donne, l'importanza di fare rete, per spiegare loro cosa è stato fatto e cosa ancora tanto c'è da fare, perché i diritti delle donne vengano rispettati non solo nella nostra nazione, ma anche in tutto il mondo.